Agriest Land, ambiente e territorio. Il futuro dell'agricoltura è a Udine Fiere. Apriamo questa puntata di Verde a Nord-Est, amici da Zero Branco, mostra del radicchio alla quale non manca mai Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, un modo, presidente, per far capire la propria vicinanza al mondo agricolo. Beh, direi che è l'occasione per ricordare quanto sia sempre stato vicino a questo mondo. Il radicchio rosso di Treviso significa per noi una grande opportunità, è uno dei 350 prodotti tipici del Veneto e dobbiamo ringraziare i nostri agricoltori che sono eccezionali. Abbiamo 160.000 aziende agricole e la seconda industria, se così si può definire, in Veneto è rappresentata appunto dall'agricoltura. Allora, non c'è agricoltura, presidente, se non c'è territorio. È di questi giorni uno scontro, un dibattito sul piano casa. C'è chi dice che invece è un modo per consumare e cementificare ancora di più il territorio. Lei cosa pensa? Ma penso che il piano casa va nella direzione del non consumo del territorio. E prova ne sia che abbiamo fatto una legge, stiamo portando avanti una legge in Consiglio regionale che prevede la cubatura zero, è la dimostrazione della nostra attenzione a favore del territorio. Ringraziamo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e adesso linea Silvano Facco per la sigla e poi rientriamo qui da Zero Branco. Ed eccoci rientrati, amici, dopo la sigla qui a Zero Branco per la mostra del radicchio di Treviso IGP. Allora, noi siamo in compagnia di Cesare Bellò di Oppo Veneto. Noi ci siamo fermati qui davanti a questa meraviglia. Allora, lei tiene in mano che cosa? Uno dei 5 meravigliosi, anzi dei 5 magnifici? Sì, questo è il re dei radicchi italiani e veneti, il radicchio di Treviso rosso tardivo, è nel suo massimo splendore perché in questo periodo è proprio il momento in cui è dal punto di vista qualitativo nel massimo splendore e quindi mai come adesso mangiate radicchio di Treviso. Ed è un prodotto che ci ha permesso tra l'altro di andare alla conquista di nuovi mercati proprio per la bontà intrinseca che ha. Infatti diciamo che è un lavoro che è cominciato ovviamente da questo territorio e anche Zero Branco è uno dei comuni in cui si produce radicchio di Treviso, ma ovviamente il radicchio è andato oltre i confini nazionali. È un lavoro che è andato al di là delle previsioni che avevamo allora quando siamo partiti nel 96, basta pensare che eravamo a 2.000 tonnellate allora, adesso siamo a oltre 20.000 tonnellate. Significa che in tutto questo periodo, dal 96 in poi, ha continuato a crescere la produzione, ma anche i prezzi hanno tenuto, anzi sono anche aumentati, da 4 milioni di euro allora il valore alla produzione, a oltre 50 milioni di euro adesso il valore alla produzione di questo prodotto qua, soltanto del radicchio di Treviso. Sicuramente merito della qualità di questo prodotto, ma assolutamente anche la promozione è un asset fondamentale. E se non comunichiamo il valore del prodotto la gente non lo sa e quindi non può consumarlo. Le azioni fatte in tanti anni grazie all'azione congiunta dei consorzi di tutela e delle organizzazioni di produttori hanno fatto sì che il consumo in Italia si consolidasse fortemente e abbiamo cominciato a fare anche con costanza anche il mercato europeo ed estero. Ringraziamo Cesare Bellò e diamo il benvenuto a Francesco Daminato che è il presidente di Oppo Veneto. Allora presidente, noi qui alle nostre spalle ne vediamo di tanti tipi di radicchi. Allora cominciamo da questo così lo spieghiamo brevemente. Che è forse più bello a vedere. Sembra un fiore. Che è un fiore con una rosa che si mangia, direi cosa. È un radicchio che ha una lunga storia, però viene ancora naturale, praticamente. Non è che per tanti dicono che non è di Castelfranco, ma è che di Chioro. No, perché questo qua è la genetica del radicchio di Castelfranco. Vedi che quando si imbianca, non si imbianca, torna giallino e quel giallino fai capire che è di Castelfranco. Ecco, diciamo siamo abbastanza contenti, dai, cerchiamo di essere ottimisti. Se mi lasciano lavorare noi lo facciamo bene. Ecco. Lo facciamo bene, grazie a Francesco. È sempre su quello che è il lavoro e corro, ecco. Va bene.
Grazie a Francesco Dominato, presidente di Oppo Veneto. Adesso la linea va a Chiara Martellozzo che si trova a Padova al mercato agroalimentare, però noi torniamo sempre qui a Zero Branco tra pochissimo.